professoressa Calabi, Luca Zettini e Maria Chiara Manzaglioli si accomodano, io vi do semplicemente il benvenuto molto rapidamente. La vostra professoressa Calabi e la mia vicepresidente mi ha invitato oggi a fare un breve saluto e la ringrazio per questa attenzione che ha avuto nei miei riguardi, che mi dà un'opportunità, quella di invitarvi tutti per il 5 maggio, che è l'unica ragione per cui ho accettato di farlo. Sì, perché lei secondo me l'ha fatto apposta, nel senso che mi ha detto troverai 5 minuti certo che li trovo e anche molto volentieri, e quindi grazie. La data del 5 maggio, come avete visto tutti, l'abbiamo detta e scritta in tutti i modi, ma con un unico font, a proposito di quelle delle chiacchiere che farete oggi sul libro stampato, e un carattere che si chiama The Future, proprio perché appunto stiamo tutti aspettando questa data, e voi oggi, venendo qui, avete dato uno sguardo così a quello che si vedrà il 5 maggio, che è solo l'inizio di quello che poi del lavoro che ci aspetta. Comunque, è così, ci troviamo oggi in uno dei luoghi più belli del mondo, e non mi riferisco solo all'Aquilini, ecco, non siamo così presuntuosi, ma alla biblioteca, la cui conformazione non ricorda i labirinti delle strade veneziane. Io penso che sia così, dove perdersi è ancora un privilegio. Siamo al 7° incontro del ciclo La storia del libro a Venezia, un viaggio che sta andando a gonfie vele, mi pare, e che comunque è un piccolo atto di eroismo culturale che si somma a tutto quello che accade in questa città, possibilmente contemporaneamente, abbiamo notato tutti, quindi bisogna sempre decidere esattamente dove andare, e che dovrebbe sorprenderci e incantarci per la capacità indiscussa di produrre opportunità di conoscenza che godono sempre di un pubblico attento e di una partecipazione critica e competente. Una piccola annotazione: oggi qui, all'Aquilini, quando scriviamo, lo facciamo usando per ora solo uno dei 2 font che abbiamo scelto per la comunicazione, il The Future appunto. Quello con tutti quei glifi strani che abbiamo usato nei manifesti che avete visto per strada, ma l'altro è il Garamond, un carattere tipografico che ci ricorda che ogni innovazione ha le sue radici, è infatti ispirato a quello di Aldo Manuzio, e ci ricorda che anche il domani ha bisogno di buone basi, possibilmente con le grazie. Molte grazie Cristiana e molte grazie all'Aquilini di questa accoglienza. Io volevo soltanto dire pochissime parole di introduzione, di presentazione dei nostri 2 relatori di oggi. Ma anche scusarmi per se ora vado a preparare per Ti scusiamo, tranquilla, ti scusiamo. Grazie. Come diceva Cristiana un momento fa, siamo arrivati alla 7ª di queste lezioni della storia di quest'anno. Quelli di voi che ci seguono da più tempo sanno che l'associazione Progetto di Alto, che è nata 6 o 7 anni fa, tutti gli anni, dal momento della nascita, organizza questi cicli di lezione, si chiamano le lezioni della storia, su temi che in qualche modo sono legati al mercato storico di Rialto e al problema del centro della rivitalizzazione, salvaguardia e rivitalizzazione possibile del centro stesso della città, in particolare del mercato storico della città. Naturalmente a partire dagli strumenti che noi abbiamo, conoscenza, competenze particolari, l'associazione Progetto Rialto è costituita da persone molto diverse, da cittadinanza prima di tutto, da cittadinanza e da amanti di Venezia di vario ordine e grado, quindi con competenze complesse e articolate. Abbiamo ogni anno cercato di avviare una serie di ragionamenti possibili, sicuramente avendo come base di riferimento la prospettiva lunga della salvaguardia di Venezia, sapendo però che non è compito nostro direttamente, noi non ci volgiamo facciamo un appello ai cittadini, ai visitatori, agli amanti di Venezia e naturalmente anche ai politici, ma non siamo politici.
politici e quindi non interveniamo direttamente. È un appello che purtroppo da questo stesso punto di vista, quello della salvaguardia della mercantile veneziana, finora non ha prodotto risultati. C'è poca attenzione di fatto su una strategia complessiva sul centro, le aree centrali di questa città. Viceversa abbiamo avuto una risposta, credo, abbastanza importante, non solo delle 5.000 firme iniziali, ma poi una risposta abbastanza importante sul piano dell'interesse, della curiosità per fare riferimento a tutte le attività che non sono soltanto quelle di vendita di prodotti alimentari di buona qualità, di prodotti freschi, di frutta e verdura fresca o di pesce, ma sono la complessità delle attività che ruotavano e hanno ruotato per secoli intorno all'area centrale di Venezia. E da questo punto di vista non c'è dubbio che, vengo al ciclo di quest'anno, la produzione del libro sia stata una delle attività più significative e più importanti che hanno avuto a che fare con Venezia e tout. Quelli di voi che hanno assistito alle prime lezioni, a partire ovviamente dalla persona più nota Aldo Manuzio, ma tutte le altre edizioni di libri che sono state prodotte a Venezia e intorno a Venezia, e poi hanno continuato a occuparsi di produzione di carta, di font, eccetera. E in questo senso il ciclo di quest'anno ruota intorno a una delle attività che secondo noi, che hanno a che fare anche con le incisioni, le immagini, le illustrazioni, che secondo noi hanno più a che fare con la presenza di attività produttive possibili a Venezia, possibili e in qualche modo esistenti, tanto che, poi Luca lo ricorderà, alla fine del ciclo l'ultima delle nostre lezioni sarà in una tipografia che è una delle tipografie più vitali, attive e che rappresenta la produzione a Venezia, che non è solo quella legata all'overtourism, ma è anche in qualche caso produzione di libri in caso specifico. Quindi una serie di ragionamenti, quelli che ci hanno tenuto attenti quest'anno, proprio che ha ruotato sempre intorno ai libri. Lo scopo della mia introduzione era brevissimamente di introdurre Maria Chiara Mazzariol, che formatasi con una tesi di laurea a Foscari sulla conservazione dei beni culturali, ha poi seguito un master in Digital Humanities e poi si è occupata moltissimo, e lo sentiremo direttamente, della produzione libraria fine 800 e in particolare di Ongaria, di cui ci parleranno questa sera. I suoi studi ruotano intorno in realtà appunto alla produzione libraria, alla tipografia e alla catalogazione, perché lei si occupa di catalogazione, ha lavorato molto sulla catalogazione di libri a Firenze e a Venezia, Biblioteca Marciana. Luca Gentilini è un imprenditore che molti di voi conoscono, tutti voi conoscete credo, fondatore di Linea d'Acqua, con Federico Cerboni ha promosso questa casa editrice, ma in realtà, laureatosi in economia a Ca' Foscari, si è poi appassionato a questioni di libri, di carta, di caratteri tipografici, di immagini, di riproduzione di immagini e di collezionismo e di collezionismo d'antiquariato. Quindi tutte queste attività insieme l'hanno spinto ad aiutarci come associazione progetto di Arto, cosa della quale, come ho detto altre volte quando ci siamo visti, siamo a lui molto grati, perché non c'è dubbio che noi come associazione volontaria è un po' così costruita veramente su un volontariato molto primitivo, ha utilizzato e sfruttato il carattere un po' più imprenditoriale di Luca stesso. Ma al di là di questo, sicuramente quello che l'ha mosso non è solo la simpatia o l'amicizia per il progetto di Alto, ma in realtà l'attenzione per la salvaguardia di questa città e per una serie di iniziative culturali di cui si è occupato e continua a occuparsi in questa città. Quindi
vi siamo molto grati e da questo punto di vista l'attenzione nei riguardi del progetto Rialto è anche quella di aiutarci a promuovere, speriamo, presumiamo, il ciclo dell'anno prossimo e comunque contatti e le relazioni, vi chiedo scusa, le relazioni con i nostri soci e i nostri seguaci, che sono qualche volta soci, qualche volta soltanto seguaci sporadici. Il mio unico e solito appello, per piacere iscrivetevi, l'associazione funziona in quanto ha dei soci, la cifra modestissima che noi chiediamo per l'iscrizione all'associazione è di solo 20 euro, abbiamo sempre tenuto molto ad avere dei seguaci che siano anche cittadini comuni che possano sostenere una spesa molto limitata, molto contenuta, ma ovviamente di questi pochi denari abbiamo bisogno. Vorrei tornare brevemente sul perché siamo oggi alla Querini e sul criterio seguito quest'anno, ma già negli anni scorsi, di essere nomadi all'interno di luoghi diversi delle varie istituzioni veneziane. Da un lato la ragione principale è che noi abbiamo cercato fin dall'inizio di coinvolgere le varie istituzioni veneziane, istituzioni culturali veneziane, le quali tutte, veramente tutte, ci hanno dato il loro patrocinio. A questo punto il patrocinio si traduce in disponibilità dei luoghi. Ma al di là della disponibilità generica, che significa naturalmente anche condivisione degli obiettivi di fondo, il tentativo che abbiamo fatto e che continuiamo a fare è un tentativo non facile in una città iperattiva dal punto di vista culturale come Venezia. Io continuo a pensare che Venezia sia una città molto vivace dal punto di vista culturale, che organizzi una quantità enorme di iniziative, quasi tutte spesso in contemporanea. Credo che tutti noi abbiamo l'esperienza di non sapere cosa scegliere molte giornate in cui avvengono delle cose che ci interessano ma che avvengono in contemporanea, tentativo di il più possibile cercare di coordinare queste iniziative culturali e quindi mettere insieme le istituzioni ha anche lo scopo di cercare di andare nella direzione di un maggior coordinamento. Operazione non tutt'altro facile, ma non c'è dubbio che se è vero, come io penso, che questa città sia ricchissima di attività culturali, è anche vero che queste attività spesso vanno ciascuna per conto proprio e che ci sia una frammentarietà di occasioni che forse invece potrebbero convergere di più. Quindi la nostra scelta è stata quella di optare il più possibile le istituzioni culturali in progetti che di volta in volta erano il nostro progettino di ciclo lezioni della storia. Non c'è dubbio che la Querini, siamo venuti 2 volte con oggi qui su 7, quindi molto, ha da questo punto di vista rispetto all'obiettivo specifico del ciclo di quest'anno un ruolo assolutamente particolare. Lo diceva prima Cristiana Collu, la biblioteca è una biblioteca, lo sappiamo tutti quelli che sono cittadini veneziani, è una biblioteca straordinaria che tutti noi abbiamo frequentato, è una biblioteca straordinaria che ha delle tradizioni solidissime, ma è anche una biblioteca che si rinnova. E questo è l'altro aspetto che io vorrei sottolineare, importante, perché lo sforzo di tenere insieme conoscenze del passato e tradizioni e cultura del passato, ma di tenere il più possibile aggiornato l'attività e i problemi e i bisogni delle diverse istituzioni, da questo punto di vista la Querini è, credo, uno dei luoghi più significativi. Quindi la nostra scelta della Querini non è una scelta neutrale, è una scelta orientata alla quale teniamo moltissimo. Detto questo, darei la parola a chi dei due. Grazie Donatella e grazie anche alla Fondazione Querini che ci ospita. Direi che la joint venture per la linea d'acqua, il progetto Venezia ha funzionato bene, nel senso che questo ciclo di conferenze ha avuto un risultato per certi versi sorprendente, perché non sono sempre state conferenze facili, in certi momenti abbiamo affrontato
argomenti che pensavo avrebbero richiamato poche 10 persone, ci siamo dovuti trovare anche addirittura in qualche circostanza nella necessità di cambiare sede all'ultimo momento, quindi trovo abbastanza sorprendente che ci sia stata una risposta così ampia anche su argomenti come quelli delle prime lezioni, quindi sull'editoria del 400, l'editoria del 500, che non trattati peraltro a volte in maniera abbastanza tecnica, quindi non erano proprio facili per tutti. Un altro aspetto su cui vorrei ritornare a proposito di quello che ha detto Donatella è che questo ciclo di conferenze che si sta avviando alla fine, siamo alla 7ª, quindi alla penultima, trova nella sua ultima, che si terrà appunto alle Grafiche Veneziane, lo ripeto, è un evento a numero chiuso, quindi chi intende partecipare deve inviare una mail e c'è una graduatoria in base alla cronologia della ricezione delle mail. Questo ultimo evento per noi è particolarmente significativo proprio perché non volevamo fare un ciclo di conferenze che fosse solo sulla produzione, sui grandi fasti veneziani del 400, del 500 fino al 700, ma fosse un momento anche di riflessione su quella che è la produzione libraria contemporanea. E quindi fare questa ultima lezione alle Grafiche Veneziane mi sembra particolarmente significativo, anche perché molti veneziani non sanno che a Venezia c'è una tipografia industriale, una vera tipografia, non è una piccola bottega di tipografi, è una vera tipografia industriale che peraltro stampa per clienti americani, francesi, perché stampare a Venezia sta ridiventando glamour, cool, e quindi è una realtà che aprire alla cittadinanza mi sembra piuttosto interessante. Questa penultima lezione è un po' un momento di passaggio tra quella che è tutta quella fase della grande storia dell'editoria veneziana, quindi sostanzialmente dalla nascita nel 400 fino al 700, abbiamo avuto la lezione fortunatamente del professore Infelice che è qui davanti, e adesso in realtà saltiamo alla fine dell'Ottocento con Ongania, che chiamiamo l'ultimo grande editore veneziano, e forse lo è in un certo senso, nel senso che nel Novecento poi non ci sono degli editori significativi, ma non così significativi, ma forse è un po' il salto tra il Settecento e Ongania è un po' troppo rapido, perché comunque la produzione libraria veneziana ottocentesca è anche sottovalutata, è stata studiata anche abbastanza approfonditamente recentemente, ma Venezia perde la sua centralità, il centro della produzione libraria italiana diventa Milano, ma comunque a Venezia rimane ancora una notevole quantità di torchi attivi. Nel primo quarto di secolo abbiamo Giuseppe Antonelli, che è un editore di dimensioni ragguardevoli, che apre filiali a Verona, a Ferrara, ed è un editore che pubblica delle opere molto importanti, molto rilevanti, anche delle enciclopedie, eccetera, e addirittura lo chiamano l'editore nazionale a un certo punto per la sua rilevanza a livello nazionale. Tutto l'Ottocento, diciamo, comunque è dal punto di vista editoriale comunque un secolo di cambiamenti copernicani rispetto al Settecento e ai periodi precedenti. Io personalmente, anche per il mestiere che faccio, per la passione che ho per il libro antico, individuo il grande cambiamento nell'inizio della produzione industriale della carta, cioè da quando comincia a esistere la carta industriale e quindi non viene più utilizzata la carta di stracci settecentesca,
dal mio punto di vista, ma non solo dal mio, cambia la qualità intrinseca del libro, cambia il concetto di libro. I libri diventano molto più economici, e questo ovviamente è un grande vantaggio, perché i libri nel Settecento e prima erano carissimi, erano oggetti di lusso destinati solo a un pubblico molto abbiente. Però questo cambiamento implica poi tutto un cambiamento anche nell'eleganza della tipografia, c'è tutta una, come dire, uso un parolone, ma un po' un imbarbarimento, un abbassamento della qualità complessiva. Longania è in un certo senso un rivoluzionario, è un uomo, è un grande appassionato della città di Venezia, ama profondamente Venezia, nelle sue opere si vede questo amore incondizionato, si capisce anche dall'assenza, e questo lo dico come editore, si capisce che c'è l'assenza del business plan nella sua vita. Cioè lui quando fa un'opera non pensa ai conti e questo gli costerà molto. E forse in tutto questo c'è poi, in questo amore per la città che noi percepiamo attraverso le sue opere, c'è il suo successo anche nel mondo del collezionismo attuale, perché comunque Onganía è ricercato dai collezionisti e viene considerato l'unico editore interessante tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Io adesso non voglio portare via più troppo tempo a Maria Chiara, vorrei solo dire qualcosa dal punto di vista dell'antiquario proprio. Cosa ha rappresentato anche Onganía per me come antiquario, e devo dire che è stato uno dei personaggi principali del mio immaginario. Quando ho deciso di fare l'antiquario, ho deciso di fare l'editore, Onganía ha avuto un ruolo importante, perché quel mondo che c'è dentro Onganía era il mondo del mio immaginario, e il mondo che io volevo ricreare attraverso la mia libreria antiquaria, le mie gallerie e la mia casa editrice. Quindi questo è molto importante. Un aneddoto interessante è che io ho conosciuto Onganía tramite un mio cliente. Questa è una cosa che a voi può sembrare banale, ma in realtà per la mia esperienza i clienti sono importantissimi, perché da loro arrivano dei suggerimenti che poi ti aiutano a formare il gusto e anche a indirizzare i tuoi interessi. E in questo caso è stato più un cliente veneziano, che penso il più grande collezionista al mondo di Onganía, che ha tutta la produzione di Onganía, perché un giorno ho messo fuori in vetrina un piccolo libretto e questo qui è entrato e mi ha portato un articolo di giornale dell'Ottocento, quello che tu conosci, e me l'ha portato e mi ha spiegato che era Onganía, e da lì è nato poi tutto questo. E ho cominciato anch'io a collezionarlo, e poi ho avuto un'esperienza interessante, perché nel 2010 sono stato mandato dalla Procuratoria di San Marco ad acquistare a Salerno uno dei mobili che servivano per contenere l'opera della Basilica di San Marco. Poi adesso Maria Chiara vi spiega tutto, e quindi ho fatto questa missione di acquisto a Salerno, ma questo mobile ha continuato a perseguitarmi poi, perché ce n'è uno in Marciana, ce n'è uno nella sala di lettura dell'Archivio di Stato, e quello l'ho restaurato a mie spese con il FAI, e poi ultimamente ero a New York e ne ho visto uno nella sala della JP Morgan Library quindi continua a perseguitarmi. Comunque adesso lascio la parola a Maria Chiara. Maria Chiara, io e Maria Chiara ci conosciamo dal 2011, che è un anno un po' particolare per Onganía, perché è il centenario della morte di Onganía. Allora io ero appassionato di Onganía, Maria Chiara studiava Onganía, e insieme abbiamo pubblicato quei due libri lì. Uno è il catalogo generale delle edizioni Onganía, quello con la FO, e l'altro invece è una riproduzione ad altissima qualità del Tagli Canali in Venezia, che è un'opera arcinota che abbiamo pubblicato con il patrocinio dell'UNESCO e con diversi partner, tra cui la Fondazione Perini. La Fondazione Perini è partner di quel progetto,
per festeggiare, celebrare il centenario della morte del povero Ungania, che era morto a St. Moritz, giusto? Ed era la prima volta che usciva da Venezia, credo, più o meno. Bene, adesso Marica, a te. Benissimo. Allora, buon pomeriggio a chi è presente e dopo queste parole così sentite di Luca, insomma, è un po' difficile riprendere, no? Ringrazio chi mi ha preceduto, quindi la professoressa Calabi per il progetto Rialto e anche ovviamente chi ci ospita, la Fondazione Quirino Stamparia. Allora dicevo, difficile riprendere perché appunto dopo queste parole così, come dire, possiamo dire sentimentali, no? Di Luca, non è ovviamente semplice parlare di questo editore, no? Io, come è stato detto, ho ricostruito il catalogo storico e anche, come già anticipato Luca, mi sono occupata di un censimento rispetto alle copie di tali canali che oggi esistono nelle varie biblioteche. Però ecco, da qualche parte dobbiamo iniziare e quindi io direi che faccio vedere delle slide, mi alzo in piedi perché da qui non riesco molto bene a vedere, possiamo ripartire proprio da qui. Questo è il marchio editoriale che Ferdinando Ungania decide di utilizzare dagli anni 80 dell'Ottocento. Come vedete è già chiaro una cosa, no? Che già ha anticipato Luca. Il marchio editoriale che lui sceglie è un leone muecca, quindi l'immagine di Venezia per eccellenza. E di fatto questo sarà l'insegna della sua casa editrice, no? Una celebrazione proprio della città, che poi è stato un amore, no? Quindi il sipario si apre da qui e la seconda immagine che vi voglio proporre è un'immagine di Piazza San Marco. Voi direte, una delle tantissime immagini, no, che già negli anni 90 dell'Ottocento, già a fine Ottocento, iniziavano a circolare. Questa però è una delle tavole, la tavola numero 30, di uno dei libri più noti di Ferdinando Ungania, Cagli e Canali. Perché l'ho scelta? Perché in quell'immagine in basso vedete quel gruppo di signori che stanno, ecco, il signore più a sinistra è proprio Ferdinando Ungania, che decide di comparire sulla scena, no? Un po' come Hitchcock, no? Che nei suoi film, no, sapete, compariva, lui poi vi lasciò un'intervista a François Truffaut dicendo sì, io comparivo perché in realtà insomma mi serviva per comporre bene la scena, no? Poi diventa una gag, poi diventa insomma un cameo ricercatissimo. Ovviamente questo non sappiamo se Ungania fece questo per equilibrare la scena, sta di fatto che è una delle rarissime immagini che noi abbiamo di lui. In questi giorni, parlando con Luca, no, abbiamo detto ma che strano, no? Che ci siano pochissime immagini di questo personaggio che ha lavorato moltissimo con la fotografia e in un periodo in cui la fotografia era assolutamente diffusa a Venezia. Dicevo, ho scelto questa immagine perché Ungania decide di ritrarsi di fronte a quello, di essere ritratto di fronte a quello che è il monumento a cui lui ha dedicato tutta una vita, vale a dire la Basilica di San Marco in Venezia. Dalla parte opposta ci sta la sua bottega. La bottega di Ungania, la libreria di Ungania, si trovava sotto l'ala napoleonica, esattamente, e già da questa immagine, anche questa una delle rarissime immagini che noi abbiamo, qui siamo ai primi del Novecento, già vediamo qualcosa di assolutamente interessante. Prima di tutto la libreria ha una vetrina. Il fatto che avesse una vetrina non è scontato, no? Voi sapete, le vetrine insomma si impongono nei negozi già sul finire dell'Ottocento, insomma è legato alla società di consumi, alla, come dire, alla nascita di grandi magazzini, delle esposizioni internazionali, insomma tutte queste cose qua. Però diciamo che una delle merci che fa più fatica a mettersi in vetrina è proprio il libro, no? E invece Ungania ci propone una libreria con delle vetrine molto ampie, in cui però, come voi già potete vedere,
si vedono soprattutto immagini più che libri, no? Non so se riuscite a intravedere, immagini soprattutto di Venezia, come vedete anche una bella gondola con felze. Però in questa immagine c'è un'altra caratteristica della libreria che già ci racconta qualcosa di quella che sarà poi la produzione di Ongania. Come vedete sotto le insegne parlano ben 3 lingue, no? Ecco, quindi già questo ci dice che Ongania sa dove sta, cioè sa di stare in piazza San Marco quando la piazza ormai, o da sempre in qualche modo, ma ancora di più in quegli anni, diventa una meta per un turismo sempre più diversificato, se vogliamo. Arriviamo all'ultima immagine che abbiamo solo queste 3 immagini, almeno al momento, poi insomma, sempre che non esca qualcosa di bello. In questa immagine vediamo qualcosa di più. Vediamo che cosa? Che ci sono anche libri in vetrina, no? Come dire, il libro in vetrina ha sempre fatto un po' fatica a starci, no? Tanto che ancora nell'Ottocento la caratteristica della libreria è il bancone con sul retro le scaffalature dove stanno appunto i libri. Però i libri di Ongania stanno bene in vetrina. Perché i libri di Ongania stanno bene in vetrina? Perché sono dei libri che sono nati più per essere guardati che per essere letti, dove cioè l'apparato illustrativo è ovviamente il pezzo forte, è fondamentale. Tenete presente che descrizioni della libreria ne abbiamo anche già a partire dagli anni 70 dell'Ottocento. Addirittura c'è una descrizione che ci racconta che su quelle vetrine stavano in vendita i volumi della biblioteca Piloni, della collezione Piloni, che sapete è stata venduta da Ongania proprio a un baronetto inglese, poi dispersa. Che cosa aveva questa biblioteca di particolare dei conti Piloni di Belluno? Era un insieme di incunaboli cinquecentine che avevano la caratteristica di avere il taglio decorato da il cugino di Tiziano, Cesare Vecelli. Quindi siamo già di fronte a una libreria di assortimento di edizioni italiane e straniere, una libreria che ha anche un reparto, come abbiamo visto, antiquario, se all'epoca si poteva definire così, cioè non era che fosse proprio chiara la definizione, ma comunque in ogni modo questo era, e si vendevano immagini, si vendevano fotografie, si vendevano quadri, si vendevano querelle, insomma un po' di tutto, quindi era anche un negozio di antiquariato in qualche modo. E vi vorrei far entrare all'interno di questa libreria con le parole di una persona che realmente l'ha frequentata e che ci lascia una sorta di istantanea, no? Una delle poche, istantanea ovviamente attraverso le parole, non attraverso le immagini. Lui non è una persona notissima, però scrive queste parole che secondo me sono veramente, cioè ci fanno proprio entrare in quello che era l'ambiente. Lui è Gilles Mongeat, che è stato uno storico, un archeologo francese, insomma non famosissimo. Lui viveva nei pressi di Tolosa e scrive qui in francese. Io ovviamente tenterò una traduzione maldestra, ma in ogni caso lui dice entro in questa libreria, vedo che la libreria, scrive, è abbastanza ordinata come tutte le librerie, però quello che merita una visita è l'area boutique, cioè il backstage diremo oggi, no? In cui appunto scrive merita una visita per questo disordine di libri, di cartoni, di torchi, per tutti questi quadri che sono stati anneriti dal fumo, per le incisioni antiche, i facsimili di mosaici, i tentativi di legature bizantine con queste pesanti croci di smalto, no? Eccetera, eccetera. Tutto, dice, armonizzato in un chiaroscuro caldo e ambratto. Quindi ci sembra quasi di essere all'interno di questo spazio. E all'interno di questo spazio Gilles Mongeat incontra Ferdinando Ongania e dice essere un signore ancora giovane,
Ongania nasce nel 1841, quindi nel 93, fate un po' i conti, è poco più di 50enne, quindi è ancora giovane, di alta statura, moro, con questo sguardo appunto determiné, quindi questo sguardo risoluto, lo sguardo aperto, i capelli corti, i baffi, dice a spazzolino, Ambros, quindi come un po' con i giallicelli, che lo fanno sembrare un ufficiale in borghese. E quindi una delle varie immagini che noi abbiamo di lui è questo signore che, come vedete, non ha i baffi alla giallicelli, ma ce li ha a manubrio, mi dicono, quindi forse è una foto un po' più vecchia rispetto al, diremo oggi, l'outfit che oggi Ongania avrebbe, e di lui di fatto sappiamo pochissimo, le date di nascita e di morte. Nato a Venezia il 18 luglio 1842, morto, come aveva già anticipato Luca, a St. Moritz nella notte tra il 20 e il 21 agosto di infarto. Quindi lui, poveretto, va in una delle poche, come dire, gite che farà, insomma, e lì insomma ci rimane con la moglie e la figlia. Quindi diciamo una vita che non ha lasciato molta traccia di sé, no? Non so se tu, Luca, in questi anni hai per caso recuperato, ritrovato qualcosa, ti raccontavi l'altro giorno, insomma, qualcosina magari si riesce, no? Allora, come dicevamo, è un personaggio che resta abbastanza misterioso a dispetto dell'attività editoriale di primo piano che aveva in città e di questa prestigiosa bottega in piazza San Marco, insomma era una delle principali librerie della città, e anche un apparato di relazioni personali che sembrano di altissimo livello, insomma Joe Raskin, tutti i personaggi più importanti dell'epoca, in qualche modo i viaggiatori più importanti arrivavano dentro la sua bottega. No, quello che io dicevo anche a Maria Chiara, la mia impressione, io purtroppo sono sempre in cerca di tracce, di lettere, di cose, ma non c'è veramente niente, non viene fuori niente, se è tutto scomparso nel nulla. La mia idea è che lui abbia condotto gran parte della sua vita dentro la bottega, cioè me lo vedo sempre lì, quello era il suo mondo, e lui stava lì, inseguiva questo sogno folle, un po' folle, l'unico ricordo diretto, quasi diretto che ho avuto nella mia vita è venuto da Luciano Filippi, che voi ricorderete, il vecchio Luciano Filippi negli anni prima di morire. Io all'epoca ero un giovane libraio idealista e lui tutti i giorni veniva a trovarmi nel pomeriggio, sapete che era un uomo molto burbero, ma veniva tutti i giorni e mi raccontava tutta la sua vita, e in uno di questi racconti mi raccontò che andò in un magazzino nella piazza San Marco dove c'erano le cose della libreria Ongania che lui recuperò. Questa è l'unica notizia, diciamo, un po' così collegata direttamente alla persona di Ongania. Per il resto non esiste un archivio, non esiste niente. Esatto, non esiste praticamente un archivio, non è rimasto nulla. Sulla Gazzetta di Venezia, che in questi giorni ho in qualche modo riguardato, dato che ovviamente attualmente è possibile fare ricerche forse più puntuali rispetto a quanto fosse possibile anni fa, il nome Ongania esce ogni tanto, devo dire, anche per fatti curiosi, un po' aneddotici, no? Tipo quando Ongania prende un colpo in testa, questo mi ha fatto molto ridere, esce in campo San Bartolomeo, l'articolo si chiamava Le sventure del commendatore Ongania, siamo nel 1889, lui è in campo San Bartolomeo, entra in una calle ed esce un operaio con un'imposta, purtroppo lo prende in pieno, lui cade, stramazza a terra, l'operaio scappa e lui rimane lì, no? E poi l'articolista concludeva: per fortuna che vestiva un cappello a cilindro e quindi si è salvato. Allora io dico, ma chissà che magari non fosse quello che ha determinato poi la scelta, no, di fare quest'opera monumentale. In realtà
l'aveva già fatta, quindi siamo tutti tranquilli. Comunque insomma, ogni tanto compare e lì insomma ci sono delle cose anche abbastanza interessanti e anche meno interessanti, però insomma non voglio come dire, raccontarvi questi aneddoti che magari sono insomma non interessantissimi per quello che ci interessa. Quindi dicevamo poche informazioni, però un grande editore, no? Che inizia a lavorare già giovanissimo presso questo signore, che è Hermann Friedrich Münster. Allora, su Münster non c'è molto. Lui è un libraio che scende praticamente, lui è di Amburgo, poi va a Lubecca e poi si dirige verso Vienna e a Vienna impara a fare il libraio da Gerold. Gerold è una grande libreria in piazza in Stephansplatz e lui lì insomma impara tutto quello che c'è da imparare, no? Per la professione. E già negli anni 40, all'inizio degli anni 40 lo ritroviamo a Trieste e in una data non, come dire, irrilevante per Venezia, 1846, decide di aprire bottega proprio lì dove avrà bottega poi Ungagna, no? Allora, questo signore non si sa molto su di lui, no? Però mi sono detta, ma come può Ungagna essere un così grande editore? Cioè, chi è stato, no? Il suo maestro? In effetti Münster è stato il maestro di Ungagna, è un personaggio ancora tutto da scoprire. Quello che io ho potuto capire nel corso delle mie ricerche è che era l'unico libraio di fede protestante, luterano, riformato a Venezia, che subito viene intercettato dagli uffici della censura, per cui in sostanza vorrebbe vendere a un libraio, a un nobile veneziano, una Histoire de la Confession di Delesterie, un libro che non era ancora messo all'indice, però era un libro ovviamente che sosteneva in sostanza che la confessione non era un sacramento, quindi insomma potete immaginare, no? Ed è in questo ambiente e lui smercerà moltissimi libri di questo tipo, anche libri un po' licenziosi per i soldati austriaci di stanza a Venezia, e lì che fa il nostro apprendistato il Ferdinando. La libreria dopo poco viene ceduta, diciamo, entra nella ditta anche il fratello di Münster, Maximilian, però che cosa succede? Eccolo qui, che nel 1868 Friedrich muore e questa è la svolta, perché il nostro Ungagna compra la ditta, vedete HFM Münster, per 37.000 lire, un'azienda che non era solo una libreria, ma era un gabinetto di lettura, questo già con Münster in 4 lingue, una biblioteca circolante in 4 lingue e tutto il fondo di libri, stampe, eccetera, eccetera. Allora potremmo dire, ma come è fatto possiamo dire, un libraio, era già direttore, insomma, ad avere i fondi per tutto questo? Il suo aiuto viene questo signore. Questo signore è un altro personaggio che entra in scena, molto strano, molto particolare, anche questo ancora da capire, da indagare. Lui si chiama Ivan Ivanovich Belozelski, era nato a Bosna, che mi risulta essere ancora in Ucraina attualmente, era un nobile russo che aveva possedimenti in Ucraina e era una persona estremamente colta, sarà traduttore direttamente dal russo delle novelle ucraine di Gogol e aiuterà di fatto fondando una società con Ungagna e poi diventerà suo consuocero perché il primo figlio di Ungagna, Umberto, sposerà una delle figlie, Elena Belozelski. Ovviamente, con tutto quello che ci siamo detti finora, al di là degli aneddoti della Gazzetta di Venezia, di fatto è vero, la vita di Ungagna non esce molto, proprio perché non c'è un archivio, non è rimasto, è un po' un cruccio, perché chi si occupa in qualche modo di storia dell'editoria vorrebbe comunque ritrovare i documenti, no?
vorrebbe, però sa anche che le fonti primarie per la storia dell'editoria, per la storia del libro, sono sicuramente i libri intesi come manufatti. Non solo, noi siamo abituati ovviamente a pensare ai libri come per il loro contenuto, ma i libri sono anche degli oggetti, e quindi quello che in qualche modo ha scritto Gasparo Barbero, un altro editore, che in realtà invece lui ha lasciato una grande memoria di sé nelle sue memorie, ha scritto: la vita di un editore è la storia delle sue edizioni, e questo è assolutamente vero per il nostro personaggio. E così abbiamo, assieme a Luca, che ha condiviso da subito questo progetto, ma anche con il saggio assolutamente prezioso e prestigioso del professor Neil Harris, che è stato mio relatore alla tesi di laurea, abbiamo preparato nel corso degli anni questo catalogo che cosa ci ha raccontato? Che Onganía è attivo dal 1871 al 1911, l'anno della sua morte, che in questi 40 anni di attività lui realizza 170 edizioni. Sono tante, sono poche, ma sono poche perché certamente Onganía inizia a lavorare nel 1871. Venezia è entrata da pochissimo a far parte del Regno d'Italia, però possiamo dire che vive adesso una comunque situazione, diciamo, un po' marginale, ecco, anche culturale se vogliamo, ma soprattutto, come ci ha già anticipato Luca, dal punto di vista della storia, no? O dal punto di vista dell'editoria, no? Chi voleva fare libri non rimaneva in città sostanzialmente, anche perché sono gli anni in cui in altre aree del paese, Luca parlava di Milano, no? Ma possiamo dire anche la Torino di Pomba, possiamo parlare della Firenze, prima di Le Monnier e poi di Barbera. Sta nascendo una editoria di tipo sostanzialmente diverso, cioè un'editoria di tipo moderno, industriale, che ha delle caratteristiche molto chiare: grandi capitali, importanti apparati tecnologici, cataloghi dalle migliaia di titoli. Se voi vedete i cataloghi di Treves, di Sonzogno, sono infiniti, possiamo dire, no? Con collane di ogni tipo, edizioni e riedizioni, e, come dicevo, a tirature molto alte, a differenza di quanto non faccia invece Onganía. Onganía quindi decide di rimanere in città. Decidere di rimanere a Venezia ovviamente ha un prezzo, perché a Venezia non si può impiantare, come dire, una grande editrice sul modello di Treves, Sonzogno, insomma è abbastanza facile da intuire, no? E quindi, per sopravvivere alla concorrenza di queste grandi industrie, ci individua per la sua casa editrice una nicchia di mercato molto chiara, molto precisa, molto definita, e sarà proprio la libreria, quella che voi avete visto prima, frequentata da questa clientela. Gianluca ci accennavano, Ruskin e molti altri personaggi, sarà il punto di osservazione privilegiato, il laboratorio proprio in cui lui sperimenterà che cosa fare e che cosa vendere. Come dicevamo, John Ruskin parla della libreria Onganía in St. Mark Crest e anche in un'altra opera. Un'altra frequentatrice è per esempio questa signora, che è Enid Guest, Lady Layard, che era la moglie giovanissima di Sir Austin Henry Layard, che era appunto, sapete, questo archeologo, uomo politico britannico, scopritore di Ninive, insomma un personaggio che comprò casa Cacappello, no? Che fece di Cacappello un centro straordinario. E lei tiene un journal, un diario che potete trovare online, molto interessante. Ogni giorno praticamente dice che cosa le succede, e lei tantissime volte va ad Onganía per comprare libri di cucina, va ad Onganía per comprare libri per un viaggio. Lei e il marito viaggiavano tantissimo, per loro,
e poi anche lei verrà coinvolta in un progetto editoriale perché sarà traduttrice in inglese di un'opera sui merletti. Ma anche questa è l'ultima imperatrice di Germania e anche lei farà una visita nel 1894. La Gazzetta di Venezia ci dice che questa imperatrice, regina di Prussia, mi pare si chiamasse Vittoria Augusta, ma non vorrei dire, adesso in questo momento la memoria non mi tradisse perché con i reali faccio sempre un po' di confusione, lei si attarda, ci dice, qui ben 3/4 d'ora nella libreria Ungagna e lì scrivono, vedrà il famoso mobiletto legatura. E poi abbiamo anche Henri de Régnier, il romanziere francese, che nella sua opera L'Alcanà, siamo però più tardi, nel 1928, però lui rievoca i suoi soggiorni veneziani e più di una volta racconta di essere stato da Ungagna. Quindi già questa carrellata ovviamente è un po' la punta di un iceberg, non so cosa stia succedendo, è la punta di un iceberg ovviamente di tutta questa clientela che lui accoglie nel suo negozio, no? E quindi la proposta editoriale che in qualche modo arriva a concepire è quella di una produzione che è connessa fortemente alla celebrazione storico e artistica della città, quindi Venezia, no? Come proprio insegna della sua casa editrice, che però viene raccontata, e forse non poteva essere raccontata altrimenti, che attraverso libri illustrati che sono in cui il testo spesso ha una parte minore e sono anche illustrati con immagini prese dal vero. Oltre al fatto che sono libri illustrati, Ongania è anche un uomo molto moderno, cioè non è ripiegato sul passato, ma lui utilizza le tecniche di stampa che all'epoca erano più, come dire, attuali, più moderne, di altissima qualità, e infatti tutte queste immagini che lui ci propone sono state realizzate con tecniche che chiamano in maniera molto ampia di riproduzione fotomeccanica. Nell'ambito di questa produzione, che non è vastissima, ho individuato dei filoni editoriali con delle denominazioni un po' così, insomma, prendetele con le pinze, però diciamo, è chiaro che lui capisce da subito che Venezia ha imboccato per sé comunque una strada, come dire, una scelta turistica, no? Che non significa però per questo che la città sia da svendere, no? Da svilire. Si può ovviamente farlo in tanti modi. Nell'ambito di questo filone turistico, diciamo, i prodotti più commerciali sono una serie di guide, lui vende guide della città in tutte le lingue, che non sono particolarmente interessanti, però evidentemente serviranno per finanziare altri progetti. Un'altra delle cose che lui fa è questo libricino di cui accennava Luca, che appunto Filippi lo aveva, questo libricino del 1897, è in formato lungo, non è tanto grande, e si chiama Il Canalazzo a Venezia, stampato in 4 lingue e sostanzialmente riproduce probabilmente un'incisione o un disegno a china, adesso non sono in grado di dirlo, quindi l'album dei palazzi celebri, quindi il Canal Grande con tutti i suoi palazzi. Ma la cosa divertente, secondo me, è che non è che metta solo il nome dei palazzi importanti, eccetera, ma anche i nuovi visitatori. Pensate che, per esempio, il Palazzo Barbaro Volkov ci dice che ci abita Eleonora Duse, o ci ha abitato, ma lo ha fatto qualche anno prima, quindi non è ovviamente, quindi è una specie un po' anche
di, come dire, album del gossip veneziano, ecco, del tempo. Ce ne sono molti altri, tra cui anche lui mette la sua casa. Lui abitava in Palazzo Serragiotto, cioè nel senso, dico turistico, nel senso che era pensato per un certo tipo di pubblico, cioè quello che frequentava la sua libreria. Quindi questi turisti, questi viaggiatori che arrivavano a Venezia sempre più numerosi, con la ferrovia, ma anche e soprattutto arrivavano da oltreoceano. I piroscafi ormai rendevano possibile la traversata dall'America all'Italia, all'Europa, diciamo meglio, con tempi sempre inferiori, e come sappiamo moltissimi americani prenderanno casa a Venezia, verranno chiamati i New Patricians, no? E proprio a questi espatriati lui venderà moltissime cose, tanto che moltissime copie di Cali e Canali, per esempio, si ritrovano negli Stati Uniti. Questo può avere anche altre motivazioni, ovviamente, però ecco, è un dato in ogni caso. In questo tipo di filone, diciamo, che aveva un costo più elevato rispetto al Canalazzo, rispetto alle guide, ci stanno tutte le edizioni in facsimile, di cui la prima è questa. Questa è la riproduzione in eliotipia degli abiti del Franco, che è un saggio di bibliografia veneziana molto interessante, molto bello, che lui riesce a vendere in facsimile, quindi crea una sorta di fake, però lo dichiara, in 100 esemplari, con una tecnica assolutamente innovativa. E a questo seguirà il libro che avete visto, Cali e Canali in Venezia. È un prototipo di un moderno fotolibro, quindi sono due, diciamo, cartelle che contengono oltre 100 tavole, in questa volta non più in eliotipia ma in fotocartografie, nebiografie, di immagini della città, ovviamente, che sono diventate iconiche, bellissime. Chiaramente continuavano un po' una tradizione, quella del souvenir fotografique, che già esisteva a Venezia, no? I fotografi veneziani che avevano bottega in Piazza San Marco vendevano queste cose, ma la novità è che lui le in qualche modo stampa in modo inalterabile, perché, ecco, vedete, queste sono alcune immagini, tra l'altro anche la Venezia minore, quindi non solo appunto i luoghi ormai, come possiamo dire, stereotipati, insomma, della città, ma anche vedute assolutamente diverse. Ecco, un breve accenno, perché se non capiamo questa cosa, forse facciamo fatica oggi a capire la portata delle edizioni di Ogagna. Lui stampa utilizzando queste tecniche, no? Abbiamo visto prima il fotolibro. Che cos'è questa cosa qui? Allora, mi sembra che non siamo, cioè, insomma, siamo tutti abbastanza grandi, per cui sappiamo che cos'è una fotografia analogica, no? Perché oggi è tutto digitale, ovviamente i giovani, per esempio, le persone più giovani non sanno che cos'è una fotografia analogica, no? Perché non sono abituati. Una fotografia analogica è una fotografia che ha avuto un supporto che è stato sensibile alla luce. Tutti sappiamo che le fotografie vecchie si possono alterare, possono sbiadire, ne abbiamo tutti negli album sbiadite, non si vede più niente. Ecco, immaginate le foto più antiche. Ogagna che cosa fa? Stampa immagini fotografiche, ma non solo, utilizzando, o meglio, partiamo da un'altra parte. La stampa fotomeccanica, che cos'è? Allora, la fotografia analogica ha un supporto fotosensibile, la stampa fotomeccanica non ce l'ha, ma quelle immagini che voi vedete, per esempio di Cali e Canali, quelli che avete visto prima, sono immagini che provengono da una matrice inchiostrata con inchiostri grassi, come se fosse un libro, diciamo, più o meno, un'incisione calcografica, no? Cos'è? Dov'è che interviene la fotografia? La fotografia interviene nel passaggio intermedio, cioè la matrice era la matrice di stampa che veniva trattata con un prodotto fotosensibile, poi poteva essere incisa o meno con un mordente, quindi era
il passaggio del cliché, diciamo, chi utilizzava la fotografia, e questa sarà una rivoluzione per quanto riguarda la stampa, perché permetterà di stampare l'immagine all'interno del libro e soprattutto l'immagine presa dal vero o qualsiasi tipo di immagine. Non so dove sia questo. Vabbè. E la tecnica che più utilizza è sicuramente l'eliotipia, che è una tra queste tecniche, quella diciamo, come vedete, eseguita con processi inalterabili, perfezionata da questo signore che lavorerà moltissimo con lui, di cui sappiamo pochissimo, che è Carlo Jacobi o Jacobi, probabilmente di origine tedesca, che arriva anche lui a Venezia, forse chiamato dallo stesso Ongania. Vabbè. Ma anche fotoincisione, fotolitografia e cronolitografia. Con questa cosa si potevano fare svariate cose. Vedete quella cosa lì? È il Petrarchino. Non so se Luca ci vuole raccontare qualcosa del Petrarchino che lui ha visto più volte. Sì, il Petrarchino. Il Petrarchino è un gioiellino. È uno dei libri più, per certi versi, più che amiamo di più della produzione di Ongania, per una questione affettiva proprio, perché è una piccola edizione, ma parliamo di 4 centimetri, 5 centimetri credo, ed è la riproduzione fatta in eliotipia di un'edizione settecentesca, l'edizione Zatta del Petrarca, quindi con dentro anche tutte le incisioncine dell'epoca, ed Ongania, con queste tecniche che per l'epoca erano considerevoli, lo riduce a questo micro volumetto. L'idea è che poi questo dovesse essere il primo di una lunga serie. Io non ho mai capito se Dante esiste o non esiste, ma non credo che esista, perché ancora intanto sento qualcuno favoleggiare di sto Dante, ma qualche collezionista eccetera, ma l'idea comunque è che questo dovesse essere l'inizio di una produzione di piccole edizioni che poi dovevano essere contenute in un mobile, se non sbaglio, un mobiletto. Ecco, comunque è un libro che si trova nel mercato antiquario, ne ho trovati 2 nella mia vita, è abbastanza raro, è un oggetto, non si legge, ecco, è un oggetto. È una curiosità, diciamo, no? Che proprio faceva gola a questi. Ecco, qual è la differenza? Perché questo tipo di edizioni in formato piccolissimo esistevano anche, venivano pubblicate da altri editori, infatti anche lì nell'annuncio pubblicitario lui fa riferimento al Dantino che è stato stampato dai fratelli Salmin per Epi. Però tra queste due edizioni c'è una differenza fondamentale, che il Dantino era stampato con caratteri tipografici minuscoli, quindi venivano forgiati caratteri tipografici minuscoli. Invece l'intuizione di Ongania qual è stata? Io fotografo lo Zatta, lo rimpicciolisco, lo stampo con questa tecnica eliotipica, che è ovviamente una tecnica assolutamente come dire, che dà dei risultati eccezionali nella stampa, e quindi faccio una cosa assolutamente nuova. E poi arriviamo al capolavoro. E qui con Luca ci siamo detti anzi vorrei che lo introducessi tu, Luca, perché la Basilica per me ogni volta quando inizio a parlare della Basilica non riesco a iniziare, proprio è difficile perché è una cosa... Provaci tu. Allora la Basilica è un'opera ciclopica, è composta di 16 volumi, di cui 2 volumi in foglio massimo sono alti più o meno 1 metro. È un'opera che ha impegnato Ongania per diversi anni con un impegno finanziario che noi non sappiamo quantificare, ma che probabilmente l'ha portato in bancarotta o quasi, e quindi è stato secondo me
l'atto folle d'amore verso la città, no? Verso quello che secondo lui era il monumento principale della città, giustamente la basilica. E cosa ha fatto? Ha fatto una ricognizione, cioè ha soldato ingegneri, architetti con spese gigantesche, ha fatto il rilievo completo della basilica e poi ha assunto il Brosdocini, che era un pittore abbastanza in voga all'epoca, e gli fa disegnare tutte le tavole a colori, che vi assicuro sono di una bellezza commovente. Tra l'altro gli originali sono nel museo diocesano, al museo della Basilica di San Marco, si vedono, perché disegna una intera facciata che è composta, credo misuri 3 metri per 1,5 metri più o meno, che si trova all'interno di uno di questi volumi in folio in componenti che possono essere appunto montate. È un'opera, sì, che io l'ho avuta 2 volte nella mia vita tra le mani, sì, è sconvolgente, insomma, cioè non ha pari, non mi viene neanche in mente un'altra opera nella storia editoriale degli ultimi secoli che è così complessa e così. Lui si è rivolto a 4 stabilimenti diversi per fare le cromolitografie all'interno, uno è Jacobi, uno è a Vienna, uno è a Napoli e uno è a Torino, non mi ricordo, comunque 4 stabilimenti diversi, perché l'ipotesi nostra è perché la produzione era talmente complessa, talmente onerosa che un solo fornitore non era sufficiente, perché queste cromolitografie per l'epoca erano un risultato, erano completamente innovative per la qualità di riproduzione dei colori, la resa veramente. Io quando che vado in tipografia tutti i giorni e stampo libri, quando vedo quelle cose lì fatte alla fine dell'Ottocento continuo a stupirmi, deve essere stata una difficoltà incredibile, veramente. È peccato che non potete vederle in originale prima, se vi capita ve ne vale la pena veramente. Ecco, grazie Luca. Ecco, direi che dalle parole di Luca, insomma, avete già intuito, secondo me, di che cosa stiamo parlando, ed è difficilissimo rendere conto di un libro così tramite delle slide, insomma, bisognerebbe vederlo. I libri, anzi, vanno visti, ci siamo detti, no? E quindi è un'opera che ha avuto questa lunga gestazione, si vuole, come dire, porre come la prima mappatura iconografica della basilica attraverso il mezzo fotografico. I testi e tutto, diciamo, il progetto è coordinato dall'architetto Camillo Boito. L'idea iniziale era abbastanza semplice, quella di continuare un progetto che già era iniziato dalla coppia di incisori viennesi Kreutz, ma in realtà la cosa gli sfugge di mano. Il contesto storico è, ovviamente adesso non voglio parlare dell'importanza dell'opera, che l'opera ha avuto ovviamente nel dibattito, insomma anche qui poi c'è la professoressa Calabri che forse insomma ci potrebbe sicuramente raccontare qualcosa di più. In ogni caso, insomma, i restauri condotti sulla basilica avevano scatenato delle polemiche. Ongani, anche interessante, che dà alle stampe un livello abbastanza polemico e aggressivo, quindi anche un editore coraggioso, perché già nel 1877 pubblica le osservazioni intorno ai restauri interni e esterni della basilica di Elise Piero Zorzi, che in qualche modo criticava punto per punto cosa aveva fatto l'architetto Meduna. E ovviamente c'è Raskin che patrocina tutto questo e paga in qualche modo la pubblicazione delle osservazioni.
Quindi, insomma, Ruskin, abbiamo visto, è una figura assolutamente importante. A lui verrà dedicato il testo in lingua inglese della Basilica, ma altro ovviamente personaggio assolutamente importante è, come abbiamo detto, il Boito, che avrà il ruolo di coordinatore dei testi. L'opera è monumentale. Come ha già detto Luca, si compone di 2 portafogli in foglio grande, le tecniche con cui vengono stampati sono le più svariate, altri 2 portafogli in infolio, tutti ovviamente, peraltro diciamo che il pezzo forte è il portafoglio quinto, perché è quello che si compone in 8 volumi e che contiene sostanzialmente le immagini fotografiche scattate da Oreste Bertani e messe in eriotipia da Carlo Jacobi, di veramente tutti i particolari, cioè meglio tutti, insomma, una mappatura veramente, potremmo dire, pietra per pietra, dettaglio per dettaglio del monumento marciano. Potete immaginare questo che cosa voleva dire all'epoca, no? Perché noi oggi non siamo abituati, siamo immersi in una società in cui ovviamente l'immagine è ovunque, no? Ma all'epoca avere queste cose qui era qualcosa di straordinario e con un inchiostro, ripeto, inalterabile, cioè non erano albumine che sbiadivano o gelatine che poi scomparivano dopo qualche anno. E poi ci sono i testi nelle varie lingue, le tavole di facsimili, i documenti, insomma una cosa eccezionale. Tutto contenuto per chi voleva spendere un po' di più in questa speciale legatura che lui pubblicizzava e che è quella che Luca ha ritrovato. Ecco, questo è una vecchia foto del mobiletto marciano, ma appunto, come ci ha detto Luca, ce ne sono altri 2 a Venezia, una a San Marco e una all'Archivio di Stato, e oggi stasera ho appreso che ce n'è anche una a New York. Come ha potuto fare tutto questo? Ovviamente vendendo l'opera in associazione, cioè cosa vuol dire? L'opera veniva edita a dispense, stampate in tiratura limitata a 500 copie, vendute per sottoscrizione preventiva. Questo ovviamente lo esponeva un po' meno per quanto riguarda i capitali, anche se non è proprio così, come diceva Luca, non aveva un business plan, no? Soprattutto per la Basilica. Oltre, noi abbiamo diverse liste di sottoscrittori, tutte assolutamente diverse, alcune sono anche pubblicate nell'opera, ovviamente è stato comprato da importanti istituzioni italiane e straniere, insomma, eccetera, eccetera. Ecco, la cosa che ci fa pensare è come lui abbia potuto far fronte a tutto questo, no? E a un certo momento sappiamo che lui cerca in tutti i modi di vendere gli originali che aveva fatto commissionare per realizzare l'opera, perché tutte quelle opere, tutte quelle immagini che voi avete visto, le ha fatte commissionare lui, dai disegni, dai rilievi, da appunto le fotografie, da il famoso aquarello del Prosdocini della Basilica stessa. E quindi a un certo punto emerge lo sconforto, perché all'amico Giuseppe Marino Urbani de Gaetto, che è stato un suo collaboratore, è uno storico, ecco, lascia queste parole che sono tra le poche parole che abbiamo di lui, cioè con la sua voce emerge qui e dice all'amico: ti assicuro che in certi momenti sembra un vero pazzo, quante pene, quante torture. Ti assicuro, caro amico, che per me è stata una lezione da ricordarmelo eternamente. Tutto ciò che io farò d'ora in avanti sarà matematico. E continua: il mondo è composto di gesuiti, una parola ovviamente non politicamente corretta oggi, e farabutti, per cui l'onesto conviene a tempo si ritiri. E qui diciamo che siamo messi malissimo, ma in realtà, per fortuna, gli originali verranno venduti. In un primo momento li voleva vendere, diciamo, lo Stato italiano, quindi al Ministero dell'Istruzione. La cosa non andrà a buon fine, però verranno venduti alla Fabbriceria di San Marco, che pagherà con l'assegno erariale che riceveva annualmente dallo Stato per la conservazione. Infatti, dal mi pare 2003, se non ricordo male,
e poi sicuramente nel 2011 con il centenario hanno fatto qualcosa in più, gli originali realizzati per quest'opera sono in esposizione al Museo di San Marco, che quindi potete andare a vedere perché ne vale chiaramente la pena. Cosa ha fatto dopo Ongaria? Non ha in realtà ha continuato a pubblicare altri volumi. Certamente io ho questa impressione, non so se anche tu Luca, ma dopo la Basilica qualcosa cambia. Poi c'è la morte prematura della figlia, quindi nel 1907-1908 proprio non c'è nulla, e direi che forse questa è l'opera che meglio lo rappresenta e fa parte di un momento successivo. Doveva essere il primo di una serie di pubblicazioni dedicate ai centri tipografici italiani. Si rimane solo però un volume, non a caso dedicato a Venezia, e lui gli scrive nel gran nome di Aldo Manuzio, inizia quest'opera, l'editore, chiedendo al passato glorioso ammaestramenti ed esempi, quindi si pone qui a fine carriera, possiamo dire quasi, sulla scia ovviamente di quella che è stata la grande editoria veneziana però ecco, purtroppo finirà. E dalla Gazzetta sempre famosa di Venezia ho scoperto una notizia che non conoscevo. Quando appunto parlano della morte di Ongaria si dice che aveva chiuso la libreria da qualche anno perché era stato mandato via in quanto per problemi di affitto. Quindi vediamo come un po' questa vicenda così gloriosa alla fine, diciamo, lui ci lascia ovviamente a tutti e agli editori in particolare questa frase, e qui anche si conclude la presentazione con appunto la sua marchio editoriale con cui appunto abbiamo iniziato. Vuoi dire qualcosa? E se no il pubblico vorrei sapere se avete domande o curiosità particolari da fare ai nostri due relatori. Non è che tu vuoi aggiungere qualcosa, Luca? No. Hai detto quello che Sì, non so più come fare le lodi di Ongaria, ma devo dire che umanamente sono contento di questa celebrazione. Insomma, mi è piaciuto appunto l'intervento di Maria Chiara, che è estremamente appassionata, e mi sembra di far parte di un piccolo club di matti che per 4 miei collezionisti e un paio di amici che però credo veramente valga la pena di andare al museo della Basilica a vedere queste opere. Sono sorprendenti, veramente di una bellezza straordinaria proprio. E poi forse anche qui in Querini sicuramente, se frequentate la biblioteca, di sicuro hanno una larga parte delle edizioni Ongaria, quindi si può chiedere la consultazione. Oppure potrebbe essere anche l'idea di una mostra, una esposizione che comunque insomma in qualche modo potrebbe avvicinare anche un pubblico di non esperti, ecco, che magari non conoscono, dato che, come abbiamo visto, le immagini sono abbastanza significative. Qualche domanda o commento? Guido, come studioso di Boito, ti viene in mente una piccola curiosità, c'è una corrispondenza tra Boito e Ongaria. Boito investì moltissimo, si trasferì a Venezia per un certo periodo, quindi poi seguire i lavori di Mazzo, la domanda è questa, se c'è Cioè, se esiste, allora, nel fondo Urbani de Gaetov ci sono delle lettere di Boito, anche ad Ongaria e anche all'Urbani, che in qualche modo parlano della vicenda
della basilica. Alcune sono state pubblicate anche nel libricino che abbiamo fatto con Marsilio ancora in epoche antiche, con il professor Infelice, che è qui, 15 anni fa, mi sembra una vita fa, e lì sì, c'è qualcosa, solamente che è un archivio privato di non facilissima, almeno all'epoca, adesso non lo so, di difficile consultazione, perché ovviamente è necessario chiedere a chi lo possiede, però c'erano veramente moltissimo materiale, sì. Ovviamente non esiste, come ha già detto Luca, un archivio in Gagna, quindi va ricostruito ovviamente. Quello che io ho trovato nelle mie ricerche è solamente, non è neanche tanto solamente, insomma, ci sono dei materiali interessanti. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? Beh, l'intervento di Maria Chiara è stato magnifico e molto eloquente per sé. E forse l'archivio Otalime potrebbe dare qualche informazione in più, perché il rapporto con l'Ucraina, ne avevamo parlato tanto, il rapporto con il russo ucraino che è sbucato a un certo punto è un rapporto piuttosto interessante. In quegli anni i ricchi russi che invece sono in Italia sono tantissimi. Dopo gli inglesi e gli americani, per esempio al gabinetto di essere a Firenze, la presenza straniera più intensa è quella dei russi e degli ucraini e dei russi, perché poi venivano messi tutti assieme. Ecco, quello forse potrebbe essere un aspetto parecchio interessante da cercare di capire. Certo. E la scelta di pubblicare completamenti oppure Paoletti, anche lì c'è corrispondenza, c'è... Ripeto, Diciamo che inizialmente la ricerca si è proprio indirizzata sulla ricostruzione, no? E quindi poi ho cercato di ritrovare, ovviamente è passato anche diverso tempo sicuramente, ecco, io non ho incontrato nulla, anche poi vedendo gli studi che sono usciti più recentemente su movimenti non è uscito niente. Va bene, se non avete altre domande vi proporrei di chiudere la nostra serata qui e ricordatevi che per partecipare alla visita e discussione dei lavori della tipografia bisogna iscriversi e i costi sono pochi. Vi ringrazio molto e buona serata. Grazie.